A distanza di un anno, i carabinieri del nucleo operativo e dei natanti, diretti dalla Procura di Venezia, sono riusciti a identificare e denunciare gli autori dei furti, tentati o messi a segno, a danno di attività commerciali veneziane nel periodo del lockdown, tra marzo e aprile 2020. Una vera e propria azione di sciacallaggio. Sono tre veneziani di Cannareggio di 25, 30 e 32 anni che in quelle settimane, mentre tutti erano a casa e i negozi chiusi, hanno visitato oltre 18 esercizi approfittando delle circostanze. Si aggiravano di notte nell'area di Cannareggio, scassinando porte o finestre ed entrando nei negozi di vario genere, principalmente alimentari e panifici, ma anche in un pub e in una scuola. Hanno rubato soprattutto generi alimentari, ma anche denaro e ciò che gli capitava sotto tiro. In molti casi i negozi hanno registrato migliaia di euro di danni a strutture e serramenti, superiori al valore del denaro o della merce rubata. Durante le indagini gli investigatori hanno visionato oltre 100 ore di video delle telecamere della polizia locale, analizzato un migliaio di tabulati e rilevato le tracce lasciate dai ladri. Alle indagini hanno collaborato anche le unità cinofile di Torreglia. Alla fine gli sciacalli, tutti disoccupati e con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Nelle loro abitazioni i carabinieri hanno trovato parte del bottino che è stato restituito ai proprietari.